Oggi siamo in Santa Giusta e andiamo a conoscere un prodotto davvero particolare che di sicuro che non abbiamo scontato, come nasce di una fetta biscottata. Andiamo a vedere il stabilimento di Cellino, in particolare questo de fette di sole, si chiede questo viaggio di terra nostra. Olo Vinci. Nos accompagna sul mondo del Cellino e in particolare siamo in stabilimento che è dedicato a cose che comunemente mettiamo fette biscottate. Infatti, siccome si narra da bene questo stabilimento? Questo stabilimento si cierra da fette di sole, sagata in Santa Giusta, che è accanto a Ristaisi, in un luogo, in un ambiente meta bello, come ti potevi. Tu sei un dottore agrario e no che sei in questo stabilimento hai cominciato da poco eppure no che non mi sei da meta. Noi abbiamo iniziato a lavorare 3 anni fa e sul lavoro cosa mia ogni giorno gusto di conoscere la varra, dunque questa che è nata su materia prima che usavo per produrre e conosci ogni qualità di questa varra, poi ti usare differenti. Dunque controllo le analisi che fanno sul laboratorio noi accanto in Sasimec, laboratorio che ci lavora 4 picciocche, 2 dottoresse agrarie e altre 2 tecnici, meda bravas, che ogni giorno fanno le analisi e mi mandano queste analisi. Dunque devo conoscere le caratteristiche attendi sul trigo e sapere che andiamo a usare in produzione. Uno dei argomenti che queremos trattare in questa puntata di Terra Nostra è una filiera nuova della famiglia Cellino, che è la famiglia Cellino a Crefiomeda e che di fatti si tiene di già un nome di uno dei componenti di questa famiglia, uno dei ormani. Questa filiera si narra da Ercole.0, poi te nasci di questa idea e te obiettivo osteniata. Esattamente, questa filiera viene sul nome del suo fondatore, di questa azienda, il signor Ercole Cellino, uno picciocco piemontese che ne via da Capao noi in Sardegna, ha conosciuto questa bella picciocca sedorese che si è arrivata a Fanny Silesu. Questa famiglia di questa picciocca traballata con i lorisi, sul commercio dei lorisi, e dunque questo picciocco a fine si innamora di questa bella picciocca, si goianta, vive già un anno in Piemonte, ma questo attaccamento a questa terra è manno, e dunque si ritorna in Sardegna. In Sardegna inizia ad aiutare i sconnausi e sul luogo sul commercio dei lorisi. Questo mi viene da pure perito agrario, viene da persona che conosceva l'agricoltura dessa terra sua e ha iniziato a conoscere e si va lì bene fino a dei sardos. Dunque ha iniziato a sciopare farras belle, dei gallitari, poi donare spanetteri. Questa passione è tanti manna che a Savini il signor Ercole con la signora Fannisi Goiant, la signora Ercole inizia a lavorare e sul 1960 ne prese il suo primo mulino manno in Seddori che ha lavorato già i 600 quintali a Sardì di trigo, potiamo molli fino a 600 quintali di trigo a Sardì, ma il signor Ercole è una persona che tiene di idea bella. Plus innanzi compra da Sasem a Castello, che ha lavorato a Vinza da Molliera da 8.000 quintali di trigo, a Pusti si compra da Semoleria Sassaresi, poi può lavorare sul mercato su Capo de Capasuso. Questa azione si punta in meta strategica, ma il signor Ercole Cellino non si accontenta. E sul 1990 ha gatto dai noi proprio in faccia a mari in supporto dei Ristanesi, in supporto industriale dei Ristanesi, un luogo che poteva essere utile per una nuova attività. Dunque si è da pari sul Molino dei Seddori, sul Molino di Castello e sul Molino dei Tattari, si è da pari e si vuole a intro e la struttura, la stessa costruzione. Sul 92 inizia a straballo sul Molino nuovo e sul 94 viene intaccabato questo straballo.
Ma che succede? Proprio sul 94 con tristura venne a mancare il signor Ercole Cellino che ha appunto fondato e posto tutte queste energie in questa azienda, ma questa azienda non si firma, poi c'è questa seconda generazione, signor Alberto, signora Lucina, signor Giorgio, che si chiede in su sviluppo che ha gettato su babbo. Dunque, iniziano a traballare, a portare questa varra in altre parti d'Italia e del suo mondo. E sul 2000 i sarregi si possono del suo babbo non si firmano, nasce su pastificio. Pastificio, a vista zingua, viene trasformata in pasta, si inizia con 2 linee di produzione e vanno si fino a 6 linee, 8 linee di pasta. Poi questa pasta è portata in 50 nazioni in sul mondo. Dunque, sul 2015 nasce un'altra idea, trasformare il sutrigo dritti commestibili, un rauso in italiano grano tenero, in prodotto vostra colazione, vostro mangiare e su mangiamo. Dunque, nasce questo progetto di fette di sole. Fette di sole, un impianto che produce fitta biscottale. Nasce di appello a bello, ma oggi lavorano già 50 persone, poi 24 ore a Sardegna, già 340 tesi a Sanno. Traballato con San Marca Cosa Nostra, Marchio Cellino e 4 20 compagni su questa imprenditoria. Arrivato sul 2018, nasce un'idea nuova che è questa di Ercole.0. Ercole.0 è ispirata al suo fondatore di questa azienda, ma Ercole finza pure poi srebiti una grande forza per un po' di pesare l'agricoltura in Sardegna. Dunque nasce di questo progetto di scioperai e di produci simbasa e pasta scetti con trigo sardo, trigo 100% sardo. Poi nasce di questo progetto. Poi in tanti io so che è un problema nazionale che ha su trigo, che ha srebiti, a Italia, poi produce tutto su che di srebiti, produce pasta, pani, drucci e ogni altro prodotto, non è sufficiente per produrre tutto su che si serve. Dunque, l'Italia produce il 50% del suo di serve, il 50% deve riportare da altri luoghi. In che maniera premiate se sono agricoltori che sono massato sardo? In quale maniera? Questionando intanto le qualità dei prodotti, stati fatti dei contratti importanti, si segna da una qualità minima da aggiungi, poi si paga il prezzo minimo del suo trigo. Dunque, quando sul messaggio arriva da questa qualità minima del suo trigo, viene pagato. In più c'è un'aggiunta questionando le proteine che come ti dicevo sono fonti mega importanti, si può trasformare la varra in pane e la zimboa in pasta, viene donato un premio aumentando questo tenore di proteine. L'obiettivo dunque è di tornare a arare terras a trigo, di far crescere appunto il moise a trigo. Io voglio ricordare che nel 2005 vi 100.000 ettari semiati a trigo, o di tenevo 20.000. Dunque, l'esigenza è questa di intanto garantire un prezzo minimo a sul messaggio, poi tornare a incentivare a far crescere l'agricoltura in Sardegna e in questa maniera far crescere appunto le terre arate a trigo. Asanao, prima una cosa che forse è fondamentale per comprendere questo che si sporando a scontare ed è che su trigo sardo non vi basta. Esattamente. Ma non vi basta manco su trigo italiano. No. E tanto dobbiamo andare a altre parti del mondo a cercare questo trigo, a non vendiamo. Esattamente. Noi cerchiamo in tanti di poter produrre più trigo sardo possibile. Non ho scelto una cosa, io so che molta gente si vede questo, si pregunta, ma voi hanno producesi scelte con trigo sardo?
Noi, su questo ufficio, chi in dì di oggi produce scetti con trigo sardo, l'azienda veniva lasciata aperta scetti 3 mesi all'anno. Dunque, precisa, necessario, devo accattare altro trigo in altro luogo. Trigo in altro luogo può essere qualunque parte del mondo, avvisato da trigo di qualità. In riferimento particolare alle proteine. Dunque, questo trigo poi bene da ogni parte del mondo, ma è un trigo controllato. È un trigo controllato intanto dai controlli ufficiali che abbiamo in Sardegna, in Italia, che abbiamo in SASL, IZS, Corpo Forestale, Repressione e Frodi, Capitaneria di Porto, Polizia ed ogni altro, il NAS ed ogni altro di questo soggetto che può controllare gli alimenti su chi papà su ogni dì. Ma non scetti, questa azienda fa altro controllo, che non funti fatto su dei 78, ma di altro laboratorio esterno che può certificare questa qualità dei prodotti. Come vediamo però della fetta biscottata, certo. Sughi nasciti in questo stabilimento in Uvese Mosoe. Detta è stata una fetta biscottata, che ingredienti si adoperano a polagere? Ora è un'altra che la fetta biscottata è una forma di pane, non è simile a su pane, dunque è fatta di farra, di acqua, di frammento e di sale. Ma può caratterizzare questo prodotto sarebbe di olio, che può essere olio di girasole o olio di palma, come in Alenta, malto di oggio e zucchero. Comunque la commenta è fatta, quindi in caso tutti questi belli ingredienti, dopo noi appare, si usa mesturato, tenere su un impianto industriale che è basato su bio. Dobbiamo misturare i appari, prugnus e forma liquida e insieme a finire questo processo bessi di impasto formato che bessi di laminato come ti fate ammassare in domo quando fate questa pasta che può tenere. A questo punto formato su una bella forma di pane allungata. Questo pane entra in un luogo caliente e umido che si narra da cella di fermentazione. A barra da circa un'ora e mezzo, 2 ore a gedai e a questo punto succede? Entra in un forro a tunnel, nel raso e a bene questa prima cottura, questa prima cogimento del suo pane. Accaba questo processo, questo pane entra a un altro luogo, si chiama la cella di stagionatura. Avviene da stagionare, dopo circa 8 ore e andate a perdere acqua, andate a perdere umidità e a questo punto dopo devo affittare. Da affittato, dopo ne ho una rotta in forro a tunnel, forno di tostatura e a questo punto voi devo andare che dopo 2 ore di traballo il suo processo è già vinto che è accabato. Ma manca due cose, deve sovvenire questa vita biscottata del suo forro e si aiuta con questa tecnologia, con i robot. Commenti, tenere un sistema di visione artificiale che permette di riconoscere i difetti di questa fetta biscottata e se la fetta biscottata bella, se che poteva pinnicare. Benenti pinnicato, posto in uno in due papiri primari, un imballaggio primario e in secondo luogo andavo a porre questa vitasa, 4 vitasa in 2 altri imballaggi per un anno. A questo punto che succede? Andavo a controllare che due effetti qualcosa che non banda in suo prodotto con un metal detector, parti metalliche e altre e andavo a controllare il suo peso che deve rispondere a su che andavo a scrivere in questa confezione, in questa etichetta. A questo punto il suo prodotto viene posto in scatola e viene riportato al magazzino e andava in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Questa fetta biscottata si produce su questa marca nostra, marca Cellino, e quattro già più di 20 persone.
In dove anda adesso il mondo? Arnau che anda da in Noghe, solo con nostro, in Italia, ma pensa che il mondo, pensa sai nuove? Arriba da pensa sa sa Corea, su Vietnam, sa America, hanno in tutto il mondo e in altri luoghi, in altri mercati che si sono cercando di arrivare, tutto questo vuoi da tu fadeso può produrre, tu fadeso può orgoglio, tu fadeso può un'azienda che è sarda, che tiene di traballatori che ne punti in Sardegna, con famiglie in Sardegna, che tiene 600 persone di dipendenza e tu fadeso può donare una qualità bella del prodotto che produce e un'emozione che hanno da consumare questo prodotto cosa nostra. Oggi andiamo con Terra Nostra a fare dei caldos, ma la sicuramente in un ambiente particolare, poi sono scaldo di Sardegna, andiamo a fare del bellissimo mondo della Sardegna. Siamo in Oristano, si chiede questo viaggio di Terra Nostra. Pepe Sedda. Nos ha desegollio in un luogo particolare, in un luogo che rappresenta, da che voi si siete un veterinario e con voi andiamo a questionare un pago su chi deve dare un veterinario quando è coinvolto in questo bellissimo mondo della Sardegna. Giusto? Giusto. Sul veterinario è importantissimo per il mondo della Sardegna per due fattori principali. Primo, la salute dei animali, questa è una cosa fondamentale. E poi per tutta questa manifestazione che dura da 2 giorni e quindi deve in tutto questo 2 giorni controllare il suo stato di salute dell'animale. Ecco, voi siccome veterinario a tuo studio ormai da prima di porre mano sul triballo vero e proprio del veterinario della Sardegna, dei tuoi studi che improntato proprio in questa questione che non si dirà come la salute e il benessere dell'animale, del gatto. Lo studio che noi abbiamo fatto in università durò 5 anni e più questa specializzazione e poi sono studi su sul dottorato. E soprattutto sul dottorato è concentrato sul benessere animale. Infatti questa tesi che abbiamo fatto su Sardegna e su squallus è stato fatto proprio per comprendere il stress dei squallus. Cioè spesso si intende di questionare gli ambientalisti, gli animalisti, questo squallus è stressato, questo squallus non sta mai e quindi ho intiboccato ogni tipo di manifestazioni. Noi invece abbiamo fatto un percorso completamente diverso, quindi ho studiato su stress nei squallus, vendi dei prelievi di prima, durante e addirittura quando squallus cavanta a sa stella. Quindi ho fatto i prelievi ematicus e ho fatto questa analisi e questa analisi ha già poi occasioni di decidere che su squallus non funti stressato. L'indice di stress che è valutato a livello comunitario praticamente non supera da questa soglia. Quindi questo ci ha fatto comprendere che su guardo in realtà in Sardegna sta bene in meta e quindi è una cosa che si può continuare a fare senza che il benessere animale o squalo sia comunque alterato. Poi andiamo alla verità, veste de parte vostra e de parte di tutti ciò che va in un a Sardegna, la volontà di lo trattare bene e non sul contrario, che su caddo pruso sta bene, pruso potenzialmente anche una corsa buona. Certo, questa è la base di tutto. E noi, per esempio, vedete questa scuderia che è sul massimo che si possa esistere per squallus. Tocca da tenere presente una cosa, che squallus che noi abbiamo portato a Sardegna sono di squallus prestaus. Generalmente arrivano da questa zona della Barbagia o comunque da questa zona del sul Lago d'Oro, ma i logo. Sono zone praticamente vocate per squallus. Quindi sicuramente questi squallus sono piegati in prestito. Noi dobbiamo fare dedotto per trattare bene, per squallus, ma soprattutto per assumere che si usa la sauce. In Sardegna su guardo si lascia ben volentieri questa Sardegna e noi dobbiamo fare dedotto perché i proprietari possano fare questo in suo tempo, soprattutto perché gli animali stanno bene. E quindi noi
accurauso particolarmente questa alimentazione, questa preparazione atletica, narauso, poi questa sartiglia, seppur dura poco in realtà, però richiede un grande periodo di preparazione, soprattutto per i cavalieri. In realtà questa manifestazione, questa corsa a stella dura da un minuto, però su guardo per questo minuto è preparato. Quando comincia questa preparazione dello scadore delle sartiglie? Ma generalmente iniziato tra settembre, ottobre, novembre. Comunque po' Sant'Andria nella Osaici funci già tutto arrivato su squadro se si comincia questa preparazione. Poi questa sartiglia generalmente o in friagio, quindi a primo di friagio oppure a pusti di friagio, ma raramente verso marzo. E te in questa esperienza che ad esatto voi, che è un'esperienza lunga, se si vince a uno corridore della sartiglia, ma anzi se si stati vince a componitore, dunque la derivia de me dal punto di vista questa esperienza, e te che narrare per voi? Sì? È sicuramente un'esperienza importante. Posso dire che dopo vivi a 360 gradi, dopo fatta dei compoitori, dopo fatta del secondo compoi e dopo fatta come te cavalieri per 24 anni. E poi dopo fatta dei picciocchi da 6-7 anni, quando venivo su guardare da Dontolo e babbo mi ci veniva da Susu e quindi iniziamo a fare sparigliette per modernai. Però questa esperienza è importante, soprattutto questa di forma. È una cosa importante è questa che tu devi semplificare e non di essere proprietario di questa manifestazione, ma di essere capace di trasmettere esatto, questa si dà rilassata e quindi questo è un regalo, ma è un regalo che non sono depeso tenere privato, ma tu depeso già esatto e quindi è sfiloso e quindi deve essere portato in una maniera molto particolare. Quindi si danti già da teneuso, ma da depeso portare esatto, e quindi tocca la regola in maniera delicata, come se sia proprio un frore. Parliamo in tema sartiglia e vediamo di una parte della manifestazione che a bordo sa attento su provincia sa carchi polemica, forse si sempre legato a si stato de benessere des animali e su sa spariglia si setta dar de tutto, sono uno spettacolo umano, poi la gente che anda da assistere, anzi taluna gente è la preferita galo de prusa sa corsa assistella, così i tenornate sopra questa parte della manifestazione. Ma in spariglia spesso si narra che appunto su quello sta fatica umeda, ma in realtà non è sta ici. Questa pariglia dura da un minuto e 10 secondi. Questa preparazione però certo è importante. Poi è vero che antinau, insomma, la pariglia punti pericolosa, squarlos e così via. De noso punti successi su dei incidenti, sì. Io ho fatto un calcolo però, mesi anni, facendo un studio molto particolare con l'Università di Sassari e con la Fondazione Sartiglia, sul risultato su circa 1200 squadri è stato che la percentuale di incidenti è su 0,02%, quindi accettabilissima sostanzialmente, quindi è bassissima. Per cui noi pensiamo che con questo tipo di manifestazioni, con questo tipo di preparazione e questa tecnica che teniamo su noi nel benessere animale narauso, possiamo tranquillamente andare avanti a testa alta. Torniamo a questionare un pago adesso, a parte chi ha chiesto voi, a chi ha fatto voi, si vinse a Como, prima con fondazione, con cosa che si mutia da Fondazione Sartiglia, su provincia su disciplinare che è legato a si stato di benessere des animale. Non ve lo possiamo scontare tutto che avete a troppo tempo, ma a grandi linee questo disciplinare itenarada. Su disciplinare è formato da una serie di paperi nella Osaici in cui i cavalieri si devono per forza accettare delle regole. Prima di tutto su guardo deve essere in perfetta forma, non deve azzoppiare, ok? E poi deve essere un guardo che sia perfettamente adattato ai altri due squadri. Poi non ci deve essere motivo di contrasto tra squadre. Su che noi facciamo come procedura è appunto una visita generale che riguarda sia sul stato sanitario, cioè le malattie che su guardo poi tem e che vuoi trasmettere a somini. Questa si rende zoonosi e fonti frequentissime. Ma noi da sapere appunto circoscrivi e da sapere eliminai. Questa è una prima fase. La seconda fase è appunto questa dell'integrità del suo guardo. Integrità intendevo integrità muscolari, articolari e soprattutto del sossia. Fonti due cose fondamentali. Sì. E dopo tutto questo che è su quadro sostanzialmente delle vaccinazioni, sì? Okay? Ed è tutto su stato generale sanitario,
che serve appunto per regolamentare su benessere e certificare che squadre su chi correnti in paese scavaglieri siano appunto idonei. Poi tutta questa cosa non si serve non scetti questa fondazione, ma deve essere poi portata in questura e addirittura poi deve arrivare sul Ministero della Salute. E quindi noi in poche parole cerchiamo di circoscrivere tutto canto, però in un completo stato sanitario del suo guardo, che si deve chiaramente questo ripercuote in maniera fondamentale poi per su cavalieri. Poi su cavalieri non puoi rischiare di andare in pe a fare una pariglia e tenere un guardo magari zoppo e poi interrompi tutte stress in pari. Ecco, questa cosa non deve succedere. Poi succede sicuramente, però deve essere proprio un caso accidentale, cioè essa sorti, che determina una cosa del genere. A completare sul discorso nostro sopra su chi nos ascoltao, vinzas a como de so scaddo e de su triballo tuo intro de sa Sartiglia. E so però che ti chiedo di mandare este proprio a proposito de sa Sardegna, de sa terra nostra, che este storicamente terra de caddo, e questo è un vanto, un orgoglio, ma vinzas qualche cosa che dobbiamo tutelare meda, vero? Meda scaddos, tra l'altro, che partecipano a sa Sartiglia sono anglo-arabo-sardos. Sì. Sono anglo-arabo-sardos da poco tempo però, poi prima la maggior parte delle squadre fianta gedotto puro sangue inglese, arrivante del suo continente. Sempre in Fondazione Sartiglia ho fatto poi un programma, un progetto con Sagris, Sardegna, esattamente con il dottor Cherchi, in cui ho fatto un piccolo premio no? In cui su guardo più bello vince il premio in denaro, ma non sceglie su guardo più bello, fizzasi tre squadri in pariglia più bello. Quindi questo chiaramente andava a incrementare il premio dell'angolare sardo. Posso dire una cosa, che sul primo anno in cui io inventavo questo premio, le squadre sono circa 15. Poi funti passati a 50 nell'ultimo anno, quindi pian piano i cavalieri si sono tornando affezionati a questo tipo di guardo che è tradizionale, è radici del guardo sardo in Sardegna, anglo-arabo, e quindi a bello funti tornando a piegare questo guardo che è subito che è particolare si poi dotti si può fare questo tipo di triballo, sia vostra questa stella che poi voi spariglia, se voi si adatta molto bene in velocità e soprattutto come caratteri, quindi punti fondamentali, quindi non scetti cados ma caderisi in Sardegna e in Totuva. Tanto Pepe, noi siamo a esettare della prossima Sartiglia e ti speriamo, intanto che sia una corsa buona per tutto. Ma sì, certo, una corsa per tutto bella sicuramente, se Sartiglia è per noi una magia, quasi un atto di fede. Su che potevo assicurare chiaramente ai scompoitori che antes nominato sovrappago su massimo della felicità, su chi disigenta e che sia chiaramente una bella Sartiglia. E finalmente che sia una Sartiglia poi il prossimo anno che hanno tutta questa polemica che ci è stata in questo insomma, periodo. In questo periodo passato, quindi speravo su tutto bene, poi squadre, su voi cavalieri e poi tutta questa gente chiaramente che è ben numerosa all'istante per questa Sartiglia. E speriamo noi ti auguriamo questa cosa, noi auguriamo questa cosa per la Sartiglia, che sicuramente non abbiamo mancare tutto il desiderio con questa stessa emozione che noi abbiamo. Grazie a Pepe Zedda per noi e complimenti per il triballo tuo. Grazie a voi.